Grazie a tutte e a tutti che siete qui ad ascoltare, grazie a Andrea Tilatti che mi ha invitato a aprire questo nuovo ciclo di interventi sui Florio e quindi comincio subito per non perdere altro tempo. Il mio intento è quello di parlare di questo giurista cinquecentesco. Non dirò delle cose troppo nuove, farò alcune riflessioni su quello che mi sembra questa figura possa rappresentare, sia nella storia della famiglia Florio che un po' in generale nella storia del Friuli. Dicevo che sono abbastanza note, insomma, nelle linee generali le tappe della vita di questo personaggio, gli incarichi che ha avuto, i ruoli che ha rivestito e in particolare sono legati soprattutto alle fasi cruciali, diciamo, delle trattative diplomatiche cinquecentesche tra Venezia e gli Asburgo in un momento di continue guerre o di guerre riprese, di paci che per un po' interrompono e poi lasciano nuovamente spazio al conflitto su questo territorio di confine. Ecco, qui vedete sintetizzata la prima fase della carriera di Giacomo Florio, che ha una serie di incarichi che ho chiamato civici, sono incarichi legati alla città, sono tradizionali, sono solo alcune delle cariche che lui comincia a rivestire. Si è laureato a Padova nel 1486 e poi comincia questo cursus honorum che noi vediamo ripetersi, direi in maniera molto simile nella biografia di molti giuristi friulani dell'epoca, fatta di due tipi di incarichi civici in una prima fase e incarichi più ampiamente statali, diciamo, dunque nell'ambito della Repubblica di Venezia in seguito. Questa è una fase in cui il Florio appunto riveste alcune cariche diverse dentro le istituzioni comunali e dentro altre istituzioni come il Monte di Pietà ad esempio, o che ha alcuni incarichi come ambasciatore presso il governo della Serenissima. Sono soltanto appunto alcuni accenni per mostrare come si avvia questa sua prima fase. Già dal 1496 viene nominato avvocato fiscale, quindi questa non è tanto una carica civica, è già il segno che Venezia si appoggia a lui come a molti altri. Questo è un momento in cui il contesto amministrativo è ancora molto fluido, basta che vi ricordi che nel 1511 c'è la rivolta, sono anni in cui le dinamiche politiche e anche la mobilità sociale in ascesa risentono di matrici e di logiche ancora interne al territorio, alle relazioni tra i gruppi sociali e politici, tra le fazioni nobiliari. La politica amministrativa veneziana non ha ancora un'impronta solida, convinta, diretta direttamente dal centro, ma diciamo che per governare non può escludere la relazione e la mediazione, diciamo, con le elite locali. E allora giuristi come Florio alimentano in questa relazione due processi. Uno è quello appunto di consolidare, di consentire una penetrazione del governo di Venezia più efficace, e l'altro è privato. In questo modo garantiscono a loro stessi un accrescimento di prestigio, un consolidamento professionale e anche un arricchimento economico. Qui poi, dunque devo fare così, sì. Questo è soltanto un piccolo
stralcio di un documento in cui appunto c'è la copia di una ducale di conferimento di questo titolo, diciamo, importante perché molto concreto e molto pragmatico di avvocato fiscale che Venezia concede a Florio. C'è una seconda fase della sua carriera che, come dicevo, si allarga a farlo diventare un soggetto di fiducia per Venezia, non soltanto per quanto riguarda faccende locali, ma più ampiamente i suoi incarichi sono incarichi tecnico-diplomatici. A partire dal 1514 e poi fino al 21, Florio è identificato da Venezia come uno dei tecnici del diritto più affidabili, al punto che vedete nel 1521 la prima annotazione dice che può trovarsi un sostituto per il carico di avvocato fiscale perché deve andare a svolgere il suo incarico di consulente giuridico alle trattative di pace a Verona, più tardi a Worms e più tardi ancora a Trento. Quindi sono anni in cui lui affianca il potere politico, affianca gli ambasciatori con il portato della sua conoscenza giuridica, non soltanto della sua conoscenza giuridica, della sua conoscenza del territorio, della conoscenza di questa parte del territorio, della parte più orientale della terraferma, dei problemi che ci sono dal punto di vista amministrativo, difensivo, politico, fiscale in un territorio di frontiera. Alla fine di questa piccola elencazione di suoi incarichi, di suoi ruoli, noi vediamo che lui ottiene un privilegio, il fatto di essere creato conte palatino imperiale. Questa è una gemma nella storia della famiglia che loro riprendono ad esempio con moltissime copie e controcopie di questo documento, di questo privilegio, perché naturalmente li eleva a una condizione, diciamo, non soltanto di nobiltà civica come quelle che guadagnano nel 1518 entrando a far parte della matricola del patriziato udinese, ma è un riconoscimento che naturalmente possono spendere, di cui possono fregiarsi in un contesto molto più ampio. Non gli arriva direttamente, arriva per tramite di un privilegio che Carlo V ha concesso all'ambasciatore veneziano che ha il diritto la facoltà di nominare altri conti palatini, quindi diciamo c'è una sorta di passaggio di mediazione, ma ugualmente questo titolo per loro è molto prestigioso. Dunque questa seconda fase della carriera di Florio si allarga a incarichi di tipo tecnico-diplomatico. Qui ugualmente c'è un altro piccolo documento che è il conferimento con una ducale di questo passaporto proprio per andare a trattare con l'imperatore, e questa è non ho messo la pergamena di cui non avevo la foto del privilegio a Conte Palatino, vi ho messo la copertina di un molto tardo, come si vede dalla scrittura, fascicoletto in cui nuovamente continuano a copiare e ricopiare questo privilegio ottenuto, proprio per far vedere come anche la costruzione dei documenti d'archivio dica qualche cosa, no? È molto più tardo, ma continuano a copiarsi e a ricopiarsi questo privilegio, appunto. Allora dicevamo, questa seconda fase degli incarichi di Florio riguarda la sua competenza e la sua capacità di sostenere sotto il profilo giuridico quella che è una trattativa molto delicata, appunto quella nelle fasi così
nelle trattative di pace tra Venezia e gli Asburgo. C'è poi una terza fase, che è questa, in cui una volta stabiliti alcuni punti fermi, ma fermi non saranno mai perché il conflitto, il confronto a volte molto teso, il conflitto aperto nei territori friulani divisi da questo confine, che poi sappiamo bene che cosa diventerà nel Novecento, no? È continuo e non trova mai un assestamento veramente definitivo. I provveditori ai confini, i rettori stessi a Venezia continuano a segnalare una situazione di fortissima incertezza, però c'è un momento appunto negli anni 20 del Cinquecento in cui alcune questioni vengono definite. Allora che cosa succede? A quel punto dalla teoria bisogna passare alla pratica e Florio, oltre ad essere un ottimo teorico, è anche un ottimo pratico ed è uno che conosce il territorio. Allora qui c'è semplicemente un'elencazione che copre 12 anni, ma l'avrei potuta estendere di più, in cui noi vediamo come Florio a quel punto viene mandato a incontrarsi con i commissari austriaci, visto che c'è una perturbazione delle cose, viene mandato ad occuparsi della restituzione dei beni che spettavano ai sudditi veneti e che appunto non erano ancora stati restituiti. Viene appunto nuovamente mandato all'affare della restituzione, di cui lui è informatissimo perché naturalmente aveva partecipato alla fase di elaborazione di questi punti dei trattati di pace. E poi ugualmente il conflitto tra le parti fa sì che Florio sia più e più volte inviato a questa nei territori istriani, nei territori sottoposti alla sovranità degli Asburgo, a trattare la concretezza di quello che deve essere messo in ordine, diciamo. Allora, questa figura di Giacomo Florio è una figura esemplare del ceto giuridico di terraferma, in particolare del Friuli e di Udine. Non è una novità, un saggio molto risalente ormai, ma sempre importante, di Andreina Stefanutti l'aveva già messo in luce, appunto quanto fossero centrali per il governo di Venezia, perché conoscevano il territorio, conoscevano la feudalità, conoscevano le modalità di esercizio e molto spesso di abuso dei diritti di giurisdizione. Erano tutte competenze fondamentali perché Venezia potesse governare. E venivano, come dire, prima che Venezia strutturasse quel sistema affidato a magistrature che compaiono solo alla fine del Cinquecento, come quelle dei provveditori sopraffeudo o provveditori ai confini. Allora non è irrilevante vedere chi è questo soggetto, qual è la sua biografia, che come ho proposto è una biografia che ha a che fare con l'ascesa della sua famiglia e ha a che fare con la storia del Friuli. Mi occuperò soltanto di dare cioè di portare un paio di riflessioni su questo aspetto, direi quasi culturale, di elaborazione della memoria della figura di Giacomo Florio, sia nella storia familiare che nella storia friulana. Come dicevo, loro sono abbastanza simili a molte altre famiglie, Graziani, Treo, Caimo per esempio, poi vedremo velocemente da quali punti di vista, ma a partire dal 1518, quindi dopo la rivolta del 1511 con la riforma degli ordinamenti e la serrata del Consiglio, loro, i Florio, entrano a far parte della matricola nobile della città. E il fatto che lui abbia ottenuto poco più tardi il titolo di conte palatino, che le sue richieste a Venezia di ottenere dei benefici per i meriti che aveva conseguito nelle trattative di pace di cui dicevo prima e le rendite che successivamente la Repubblica gli riconosce sono tutti passaggi
che si affiancano anche a una attenta politica matrimoniale, che fanno sì che questa famiglia diventi, come Roberta Corbellini ha detto, una piccola potenza in città già nel Cinquecento. Allora vediamo come dentro la famiglia la figura di Giacomo Florio viene ad acquisire un peso, una sorta appunto di così piedistallo, di fondamento su cui si costruisce un'immagine della famiglia, che è quella di una famiglia cittadinesca, di una famiglia nobile, di una famiglia colta e anche di una famiglia ricca, appunto, per vedere poi come invece nella storiografia pubblica verrà ripreso e come questi due livelli si intersecano. Allora, come dicevo, faccio giusto? Sì. La prima cosa che vorrei portare è questo documento che sta nell'Archivio Florio, all'Archivio di Stato di Udine. È un libro di famiglia, è un classico libro di famiglia, cioè contiene delle annotazioni tenute una generazione dopo l'altra, per un lunghissimo arco di tempo, perché va dal 1504 al 1839. Ci sono più frontespizi, chiamiamoli così. Il primo è proprio quello che è il piatto di coperta, ed è l'immagine a sinistra, dove l'immagine a sinistra dice libro delle natività, in sostanza. Nell'immagine a destra, che compare dopo alcune carte, c'è scritto libro delle memorie del nascimento di Ottavio Florio, figliolo del messer Jacopo, come del suo matrimonio, del nascimento, dei suoi figlioli e figliole, e avanti così, ed Emì Sebastiano, figliolo di Ottavio. Quindi abbiamo 3 generazioni: Sebastiano che scrive, figlio di Ottavio, figlio di Giacomo. Tra questi due, quindi abbiamo un libro che è cominciato dal figlio primogenito di Giacomo e che continua con suo nipote. È interessante notare che tutte le informazioni sul figlio di Giacomo provengono da un libro da un giornale, diciamo così, da un libro giornale dello zio materno Girolamo Nicoletti, il fratello della madre e dunque della moglie di Giacomo, da cui Ottavio prende le notizie sulla famiglia, quelle che poi Sebastiano continuerà annotando: le nascite, i matrimoni, le morti, quelle che lui chiama le memorie dolorose o le memorie amare dei suoi familiari. Allora non è casuale che sia Sebastiano, cioè il nipote, un po' la chiave dell'inizio, diciamo, di questa scrittura, e che recupera anche le scritture precedenti, perché, come dicevo, ormai la famiglia è assestata, è una famiglia che può vantare onore, che ha un impegno nelle cariche civiche, che ha una professione che si tramandano oramai stabile, hanno dei matrimoni convenienti, sono appunto quella piccola potenza in città che diceva Roberta Corbellini. Allora, alcuni tratti salienti della biografia di Giacomo compaiono solo in una paginetta, questa qui, molto scarna, la annotazione che riguarda la vita di Giacomo, e dice questo: nel 1547, a dì 30 di giugno, morì Giacomo Florio, figlio di Nicolò, nostro progenitore in Udine. Di lui e delle sue azioni fanno abbastanza menzione vari rinomati scrittori nelle loro opere, edite e inedite, come Capodagli, come Palladio degli Olivi, come il Belloni, che è suo amico e notaio di casa. Allora, non dicono molte cose. Sì, poi si ricorda che era un famoso giureconsulto, che la Serenissima Repubblica si è molte volte appoggiata alla sua capacità e al suo sapere, che lo ha fatto consultore e via dicendo, però si chiude lì. Allora, questa annotazione è di mano molto più tarda, è
ottocentesca forse, e viene inserita tra le pagine del primo libro che vi ho fatto vedere e il secondo, quindi inserita dopo in una fase di assemblaggio, diciamo, di queste scritture familiari. Questo può spiegare l'errore nella datazione della morte, perché non muore nel 1547 ma nel 1542, a meno che io non abbia sbagliato a leggere, ma direi di no. E poi il fatto che venga inserito così tardi inquadra la necessità più tarda, settecentesca appunto probabilmente, di ricostruire in questa storia familiare all'arrière, direbbero i francesi, partendo da Giacomo. Quando? Quando la famiglia è il soggetto di una rivendicazione di nobiltà, che forse è un episodio che forse tutti conoscete, no? Filippo Florio chiede diciamo, il titolo di Cavaliere di Malta tra il 1740 e il 1749, questo titolo gli viene negato in un primo momento, questa ascrizione all'Ordine di Malta gli viene negata e gli viene veramente invece concessa in un secondo momento grazie a una celebre diciamo difesa del giureconsulto Antonio di Montegnaco. Il tutto viene raffigurato, questo momento, il raggiungimento di questo titolo, dell'ottenimento di questo titolo viene raffigurato nel Consilium in Arena dal Tiepolo, quindi c'è questa celebrazione che è una celebrazione del riconoscimento della piena nobiltà della famiglia, ma anche della città che segue naturalmente e che si vede finalmente un po' affrancata da questa ipoteca di avere fin dalla riforma del 1518 un consiglio promiscuo, cioè ancora con i popolani dentro il consiglio, cosa naturalmente guardata non di buon occhio dagli ordini cavallereschi maggiori come è quello di Malta. Allora, se a questo punto, se questo è il punto di arrivo, diciamo, di una tradizione familiare che aveva perseguito l'onore, l'utile attraverso l'esercizio di professioni legali, quindi attraverso la pratica di una nobiltà che si fonda sul sapere e sulla virtù soprattutto, no? Ma anche attraverso l'investimento nella terra, attraverso il fatto di essere arrivata ad ottenere, ma molto tardi, nel 1725, soltanto una giurisdizione nel feudo di Santo Stefano, Variano e Orniano. Ecco, se questo è il bisogno di mettere in ordine la loro vita, lo fanno proprio intorno a quelle 3 generazioni, quelle in cui un tintore che veniva da Spalato, cioè il padre di Giacomo, e poi Giacomo che comincia a fondare, diciamo, la storia più rilevante, più pubblicamente così importante della famiglia. Ecco, quello che merita di essere rilevato è che in questa costruzione la figura di Giacomo è sì importante, ce lo dobbiamo mettere, lo mettiamo con una paginetta in mezzo ai libri che sono stati scritti a quel tempo, ma senza troppi dettagli. Perché senza troppi dettagli? Lo hanno liquidato dicendo non c'è bisogno di dire niente di lui, perché se ne sono già occupati gli storiografi pubblici, ne ha già scritto Capodagli, ne ha già scritto Palladio, quindi la figura di Giacomo è affidata alla fama pubblica e anche alla tradizione storiografica. Solo attraverso queste rientra dentro la storia della famiglia e viene ricollocato in qualche modo nella memoria familiare. Ecco. Dicevo che somiglia già la famiglia Florio in questo inizio Cinquecento, quando Giacomo è un po' il perno intorno al quale le cose cambiano e poi cominciano a decollare. È simile a molte altre famiglie di giuristi che hanno caratteristiche comuni. Per esempio i Florio vengono dalla Dalmazia, ma ad esempio i Manin vengono dalla Toscana, i Caimo vengono dalla Lombardia. Spesso sono famiglie
famiglie non autoctone, sono famiglie che hanno una repentina, qui in 3 generazioni, 2-3 generazioni, una repentina ascesa sociale sotto il profilo professionale, sociale, ma anche economico. Hanno delle ben chiare politiche matrimoniali che aiutano il consolidamento di questa ascesa e condividono tutti un ambiente non solo professionale ma anche culturale che è quello dell'umanesimo giuridico del primo Cinquecento. Infatti, se vi ricordate, non c'erano solo Capodagli e Palladio, c'era anche Belloni, suo amico e notaio di caso, insomma una grande figura. Ecco che allora queste famiglie insomma hanno dei comportamenti che sono quelli tipici delle nobiltà civiche, delle nobiltà che fondano sulla virtù e sul sapere la loro identità, però non sono così sprovveduti, non sono così, come dire, idealisti, sanno anche bene dove devono collocarsi politicamente in quel confuso panorama politico fatto di lotte di fazione. E Florio è molto legato ai Savorgnan, cioè legato alla principale famiglia. Nel 1507 partecipa alla riforma degli statuti della città, quando Antonio Savorgnan era il signore della città. Ma dopo la sua caduta, diciamo così, e dopo la rivolta, è Girolamo, cioè il cugino di Antonio, il difensore del forte di Osoppo, la figura di riferimento di Florio. Tant'è che Florio, sul finire del 1511, è a Osoppo e Gregorio Amaseo nei suoi diari udinesi racconta che è attribuibile a Florio, probabilmente, che era un uomo capace di fare le trattative diplomatiche appunto parlamentare con il nemico in questo caso. Probabilmente è attribuibile a lui questa trattativa che porta effettivamente ad una tregua e consente poi ai veneziani di arrivare con le truppe ad aiutare la difesa di Gerolamo Savorgnan. Allora, queste figure sono figure appunto che meriterebbero un approfondimento maggiore. Queste due figure meriterebbero un approfondimento maggiore, ma già Vincenzo Iotti nell'Ottocento le ha messe insieme. Le ha messe insieme dedicando prima una breve biografia al Savorgnan, che viene visto, diciamo, come l'uomo, l'eroe patrio che difende da Osoppo il territorio della sua patria e della patria, cioè del Friuli e di Venezia, no? Quindi con tutte le caratteristiche dell'eroe militare, ma subito dopo dedica un'altra biografia, qui vi ho messo il frontespizio, alcune notizie della vita di Giacomo Florio, giureconsulto udinese. Non è un caso che le due pubblicazioni siano accoppiate, e qui Florio fa la parte dell'eroe civico. Se da una parte abbiamo l'eroe patrio, quello che appunto nella sua lunga resistenza garantisce la difesa della patria, dall'altra parte abbiamo invece Giacomo Florio che con le sue arti diplomatiche ma anche con la sua conoscenza giuridica può proprio fondare gli elementi su cui comporre questo conflitto. Liliana Carnelutti ha in un suo saggio messo in luce questa cosa e detto che il Florio viene presentato come il cittadino che con le sue azioni di pace, con le sue prove di capacità di buon governo, costruisce un'immagine di onore e di decoro per se stesso e per la città, no? Quello che poi torna anche, come abbiamo detto, nel Settecento, quando i Florio, promuovendo la loro piena nobiltà, in realtà promuovono la piena nobiltà della città. Allora, qui mi fermerei in sostanza per così magari se c'è l'intenzione di chiarire qualche altro aspetto, ma mi sembrava
come dire, importante mostrare come ci sia questo dialogo piuttosto interessante tra la geografia familiare che rimanda alla glorificazione storiografica e storiografica pubblica della figura e che per questa strada rientra, e come questo uso anche di queste figure storiche e l'esempio di queste pubblicazioni curate da Ioppi lo dimostra, siano anche a fondamento di una tradizione storiografica come questa, risorgimentale, in cui giocano appunto il ruolo di eroe patrio, eroe civico per quanto riguarda il Florio. Grazie.